Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi vorrei parlare delle extrasistoli. Si tratta di un'aritmia, di un disturbo del ritmo cardiaco che è molto frequente e molto spesso causa di preoccupazioni e inoltre uno dei principali motivi per cui ci si reca a fare la visita aritmologica. Potete trovare altri video informativi simili a questo sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube. Ma ora veniamo alle extrasistoli. Per definizione, l'extrasistole è un battito anticipato rispetto al normale. La sintomatologia riferita è spesso di un battito mancante, perché subito dopo l'extrasistole spesso c'è una piccola pausa nel cuore che viene avvertita. Ancora viene riferita una sensazione a volte di sfarfallio a livello del torace, oppure di un tonfo, di un vuoto o di un battito irregolare. Partiamo subito con il dire che la maggior parte delle extrasistoli per fortuna non sono patologiche, ma vanno comunque valutate da un esperto sia per la loro complessità, l'origine, la prematurità, il numero e tanti altri fattori. Ora, con l'ausilio di questo disegno, cerchiamo di capire meglio. Le extrasistoli si dividono in sopraventricolari, se derivano dalla parte alta del cuore, quella atriale, oppure ventricolari, se derivano dalla parte bassa del cuore. Le extrasistoli sopraventricolari sono praticamente sempre considerate benigne, vanno valutate per numero anche in base all'età delle persone perché a volte possono portare a disturbi quale la fibrillazione atriale, ma questa evenienza è relativamente rara. Le extrasistoli ventricolari invece sono quelle che vanno valutate meglio, non sempre sono patologiche, anzi in una minima percentuale lo sono, ma devono essere valutate. Gli strumenti di cui ci si avvale per studiare le extrasistoli sono diversi. Quelli principali sono l'elettrocardiogramma, che può essere sia elettrocardiogramma a riposo, però deve essere fatto nel momento in cui ci sono le extrasistoli, o ancora meglio gli Holter ECG, che possono essere di 24, 48 ore, una settimana, anche di più. Oltre questo strumento di indagine, un altro molto importante che serve per andare a vedere se c'è una cardiopatia sottostante e quindi andare a porre l'attenzione su questa cosa, è l'ecocardio color Doppler, cioè l'ecografia del cuore. Ci sono poi altri strumenti più avanzati di secondo, terzo livello come risonanze magnetiche, TAC e altre cose che vanno riservate insomma ai casi in cui la valutazione specialistica ha portato a quella conclusione. Il trattamento delle extrasistoli si basa principalmente sulla causa che può portare allo sviluppo delle extrasistole. A volte ci sono delle problematiche alimentari, un'alimentazione non regolare, sostanze energizzanti come il caffè e il tè che andrebbero limitate in questa situazione. Fare una dieta leggera e quella mediterranea è quella consigliata, con pochi grassi, pochi zuccheri e poco sale. E l'altra cosa su cui anche mettere il punto è l'attività fisica aerobica di grado moderato, ovviamente non esagerato, è una cosa assolutamente consigliata. Sicuramente gli esami ematochimici sono molto importanti per andare a escludere ad esempio degli squilibri elettrolitici, per escludere un problema tiroideo e per valutare anche la funzionalità degli altri organi. Nei casi in cui non si riesce a tenere a bada la sintomatologia con gli accorgimenti comportamentali, si può ricorrere prima di tutto a integratori a base di elettroliti che possono stabilizzare la membrana cardiaca. Poi esistono dei farmaci come i beta bloccanti, i calciantagonisti, fino ad arrivare agli antiaritmici, e nei casi in cui non si riesce neanche in questo modo a ridurre la sintomatologia, si può valutare l'ablazione transcatetere. È importante dire che l'ablazione transcatetere, questa metodica mini-invasiva, è riservata al trattamento delle extrasistoli ventricolari, perché come abbiamo detto quelli sopraventricolari sono praticamente sempre benigne
e non sono aggredibili con un'ablazione mirata come per quelle ventricolari. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un aritmologo o un cardiologo esperto nel trattamento delle aritmie in modo da poter valutare il più corretto iter nel vostro caso. Ricapitolando, abbiamo detto che le extrasistoli sono un disturbo aritmico molto frequente, sono avvertite come un battito irregolare o un battito mancante o ancora uno sfarfallio, una sensazione di vuoto a livello del torace. Si dividono in extrasistoli sopraventricolari della parte alta del cuore, che sono praticamente sempre benigne, e extrasistoli ventricolari che vanno un attimino indagate e studiate, ma anche queste molto spesso non sono patologiche. Il loro trattamento prevede la correzione di quegli stili di vita che abbiamo magari in maniera non corretta, fino ad arrivare ad una terapia o anche all'ablazione transcatetere per le aritmie e le extrasistoli ventricolari. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e condividetelo. Seguitemi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove troverete dei video sempre aggiornati come questo. Grazie e buona salute a tutti.